Il suo presunto coinvolgimento in un giro di prostituzione, i problemi con l'alcol, il viaggio o i viaggi in Belgio, i complicati rapporti familiari, sono questi i temi principali del caso di Jessica Lattuca, affrontato ieri nel corso della trasmissione Rai La Vita in diretta. Ancora una volta i media nazionali tornano a concentrarsi sulla favarese 27enne scomparsa dallo scorso 12 agosto. Mia figlia non era una prostituta, ha detto alle telecamere del programma Rai la madre di Jessica, Giuseppina Caramanno. Forse se ne approfittavano perché era una ragazza molto debole e fragile, soprattutto quando si ubriacava. Per questo, qualche volta, ha aggiunto la mamma della scomparsa, le davo qualche schiaffo, ma mai nessuno mi ha detto che faceva la prostituta. Ad ogni modo, secondo la criminologa Roberta Bruzzone, ospite in studio della Vita in diretta, appare inverosimile che la mamma non sapesse che tipo di vita facesse la figlia. Unico indagato nell'inchiesta al momento è l'ex compagno di Jessica, Filippo Russotto. Le ipotesi di reato a suo carico sarebbero di sequestro di persona e lo sfruttamento della prostituzione. Proprio quest'ultimo tema sarebbe alla base dell'incrinamento nei rapporti tra Russotto e la famiglia della scomparsa, soprattutto con la mamma Giuseppina. Giorni fa lo sfogo dell'ex compagno, una volta venuto a sapere della questione legata alla prostituzione, contro la famiglia Caramanno, in quanto, secondo Filippo, sapeva della vicenda. Ieri la risposta di Giuseppina, che a sua volta accusa Russotto. Mia figlia l'ha fatta diventare Filippo Russotto fragile, ha detto ai microfoni della Vita in diretta, la picchiava dalla mattina alla sera. Adesso lo dico, me lo ha detto mia figlia, ha precisato la mamma, gliele dava con la frusta da palestra. Il giorno della scomparsa mia figlia era piena di lividi. Jessica e Filippo, secondo la madre, erano ai ferri corti e lei non lo voleva più. Intanto si aspetterebbero per domani i risultati degli accertamenti dei RIS di Messina che nel corso delle indagini hanno trovato alcune tracce ematiche pare nel bagno della casa di Russotto, attualmente posta sotto sequestro. Su quelle tracce il fratello di Jessica, Vincenzo Lattuca, conferma che potrebbero essere le sue, ma anche quelle dell'altro fratello o della stessa scomparsa. Jessica, ha affermato Vincenzo, ha abitato 5 mesi in casa Russotto. Nel caso le tracce di sangue dovessero rivelarsi appartenere alla donna, la posizione dell'ex compagno potrebbe aggravarsi. I RIS avrebbero anche prelevato dei campioni dai familiari della 27enne e dallo stesso Russotto, tamponi che potrebbero servire anche per accertare i rapporti biologici tra l'uomo ed i figli di Jessica. La donna si cercherebbe anche in Belgio o quantomeno persone residenti all'estero che sono state a contatto con lei sarebbero state sentite. Secondo Giuseppina Caramanno, la figlia sarebbe andata in Belgio una volta insieme a Russotto. Anche il fratello Vincenzo ha confermato che la sorella ci sarebbe andata almeno una volta. Sua madre ha detto di non sapere se Jessica sia ancora viva e, rivolgendosi alla comunità favarese, lancia l'ennesimo appello. Se sapete qualcosa di mia figlia, aiutatemi a trovarla. Ditelo, anche se è morta, che almeno le posso dare sepoltura come persone umane.